Inaugurata a Grotte la mostra fotografica dedicata al mondo letterario sciasciano al premio Racalmare, curata dal fotografo Angelo Pitrone, presentato anche il libro La terrazza della noce di Gaspare Agnello. All'evento hanno partecipato Salvatore Ferlita, docente universitario e presidente del premio Racalmare, il magistrato grottese procuratore della Repubblica a Siena Filippo Salvatore Vitello. L'evento è stato curato dal locale Proloco e la serata è stata condotta da Alessandra Mazzara, assessore alla cultura del comune di Grotte, che ha anche effettuato il taglio del nastro della mostra. L'evento è inserito nelle manifestazioni del centenario della nascita del famoso scrittore Leonardo Sciascia. Il primo cittadino, Alfonso Provvidenza, ha dato il saluto di benvenuto ai tanti presenti. Un evento molto importante per la nostra cittadina. Tutti sappiamo che Leonardo Sciascia ha amato il premio Racalmare, che poi è stato intitolato appunto a Leonardo Sciascia. Sono stati 5 anni intensi e la mostra fotografica di questa sera ripercorre proprio gli anni in cui Leonardo Sciascia è stato protagonista assoluto a Grotte. Lo ha voluto fortemente che questo premio si svolgesse nella nostra città. Lui amava dire che si trattava di un premio diverso, di un premio particolare proprio perché fatto a Grotte. L'opera che ha realizzato Gaspare Agnello è importante perché ha dato vita, ha fatto rivivere appunto quei momenti così importanti. Non dimentichiamo che in quegli anni a Grotte Sciascia insieme a Bufalino, a Consolo, più tardi anche Camilleri erano presenti a Grotte, e quindi forse adesso ci rendiamo conto della fortuna straordinaria che ha avuto questo paese nell'accogliere la cultura, la vera cultura. La manifestazione è una manifestazione davvero interessante perché in un primo momento prevede l'inaugurazione di una mostra fotografica che racconta il premio Racalmare, per cui ci sarà modo di riavvolgere il nastro e ripercorrere quegli anni gloriosi, no? Quando la presenza di Sciascia e il suo entourage lasciavano un segno profondo, no? Nel testo che ho scritto per il catalogo, scherzando un po', ho detto quando i marziani passavano da Grotte, no? Questi grandi scrittori, a volte grandissimi, no? Che Sciascia intercettava, che proponeva ai giurati del premio e che poi venivano insigniti. Insomma, tutto questo non è solo la storia del premio Racalmare, ma anche e soprattutto la storia di questo paese. Il secondo momento prevede la presentazione di un libro davvero particolare, il libro di Gasparino Agnello, che racconta uno Sciascia privato, quindi è un punto di vista molto particolare su una frequentazione che gli ha cambiato la vita. Per un fatto culturale sicuramente, ma anche per un discorso affettivo, perché il premio Racalmare, per me che sono di Grotte, ha una portata identitaria e mi collega a degli amici quale Gaspare Agnello, che ha fatto un'opera straordinaria di ricostruzione, di evocazione di un'amicizia, di un rapporto con uno sfondo letterario importante, mettendo insieme persone della letteratura, soprattutto della fine del Novecento, ma anche mettendo queste persone in relazione con il popolo, per un sentimento che lo univa e li unisce a Leonardo Sciascia. Insieme al professor Agnello abbiamo avuto questa idea nell'occasione del centenario della nascita di Sciascia. Abbiamo raccolto delle fotografie che quindi fra poco avremo il modo di inaugurare la mostra, e la presentazione del libro che ha scritto il professor Agnello. Abbiamo la presenza di molte autorità, dal procuratore della Repubblica di Siena, che è venuto in maniera spontanea ed è sempre presente, e quindi dobbiamo ringraziare anche il sindaco per l'ospitalità che ci ha dato, il professor Agnello, in quanto giustamente si è veramente prodigato per la riuscita di questa manifestazione. Questo evento arriva dopo 40 anni dall'invenzione del premio Racalmare, grazie alla volontà e alla decisione del professore Gaspare Agnello, ed è una raccolta di immagini su quasi 20 anni di attività, soprattutto nel periodo in cui il premio era nelle mani dirette dello scrittore, di Leonardo Sciascia.
Quindi sono una serie di immagini mie, di Giuseppe Leone, di Scianna e di tanti altri amatori che hanno fotografato non professionalmente in quegli anni le varie edizioni, che raccontano di questi personaggi e della gente di Grotte. Ma non è, il mio libro è un corollario di questa manifestazione. La manifestazione vera e propria è la mostra fotografica Il mondo letterario sciasciano al premio Racalmare. Da questa piazza è passata la grande cultura del Novecento e di questo si era perso traccia, non c'era memoria. Tutta la pubblicistica sciasciana non conosce questa attività di Leonardo Sciascia come presidente di un premio letterario che consentiva a Sciascia una volta l'anno di riunire attorno a sé tutto il suo mondo letterario ed artistico. Si stava perdendo. Sciascia, Consolo, Bufalino dormono sulla collina di Sforriveri, dormono, sono tutti morti. Sopravvivo io perché avevo il dovere di recuperare questa memoria e renderla al mondo letterario italiano, che deve sapere che in questo paese, in questo centro, da questo centro è passata la cultura di fine Novecento. E il mio libro, raccontando questi avvenimenti, raccontando questi personaggi in 110 pagine, racconta una pagina importante della storia letteraria di fine Novecento e tutto il pensiero sciasciano.